La tragedia di Cortina attesa per l'autopsia sul corpo di Zantonini, ora serve chiarezza. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, notizia presente sul Gazzettino di Belluno che troveremo anche sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Il caso, ore di attesa per l'autopsia sulla salma di Pietro Zantonini, il 55enne brindisino, morto a Cortina d'Ampezzo mentre lavorava come vigilante nel cantiere olimpico dello Stadio del Ghiaccio. L'esame autoptico disposto dalla Procura di Belluno dovrebbe tenersi oggi o al più tardi domani, dopodiché gli inquirenti potranno avere un quadro più chiaro della situazione e capire cosa è successo nella notte tra il 7 e l'8 gennaio, quando Zantonini durante un turno di lavoro notturno si è accasciato a terra ed è morto. Un malore, un arresto cardiaco, l'ipotesi più accreditata, ma la famiglia del 55enne ha presentato denuncia ai carabinieri di Belluno anche perché il lavoratore, che si trovava da qualche mese a Cortina, aveva espresso più volte le sue preoccupazioni per i turni di lavoro prolungati e per le condizioni in cui si trovava a operare. Vogliamo sia fatto un approfondimento giudiziario, va riportato al centro dell'attenzione il tema della sicurezza e delle condizioni di lavoro nei cantieri e nei servizi collegati ai grandi eventi, avevano detto i familiari di Zantonini nell'atto di presentare la denuncia in testa alla moglie Maria De Caroli, che dopo aver dovuto affrontare il momento difficile del riconoscimento della salma a Cortina è rientrata a Brindisi. Confidiamo sia fatto un approfondimento serio e rigoroso da quelle che erano le misure di sicurezza e di tutela del lavoratore, ha aggiunto ieri l'avvocato incaricato dalla famiglia Francesco Dragone del Foro di Lecce. Deve essere fatta a piena luce e nessuna morte sul lavoro può essere trattata come un evento inevitabile. Dai conoscenti pugliesi ai compagni di calcio non si può morire così. Ulteriore approfondimento, in questo caso a firma di sempre di Damiano Tormen, un contratto a tempo determinato in scadenza a fine gennaio, la decisione di lasciare allontanarsi dalla Puglia rincorrendo il lavoro, anzi un lavoro, nella speranza che dall'evento olimpico potessero nascere nuove possibilità professionali, e poi la passione per il calcio, l'attività di allenatore della squadra giovanili. Il ritratto di Pietro Zantonini è un mosaico di tessere tracciate dai colleghi, dagli amici, da chi ha avuto modo di condividere almeno un tratto di vita. Sei stato un collega eccezionale, un amico, scrive una persona vicina a Zantonini che preferisce rimanere anonima. Quante trasferte, quante risate e pensieri condivisi, sigarette spezzate, corse sul lavoro, e ora ci sei e ora non ci sei più. Che ne sa la gente dei sacrifici che si fanno per portare lo stipendio a casa la notte o a tutte le ore? Dipende dai turni, al freddo e non solo, e non ti devi mai lamentare, altrimenti insorgono perché dai fastidio e sei fuori. Non si può morire così. Anche il clima tra i pericoli correlati alla mansione, visite di idoneità cruciali, in questo caso l'approfondimento è a firma di Alessandra Dallò. La sicurezza sul lavoro si gioca prima, controlli sanitari, valutazione dei rischi e formazione devono essere al centro del procedere per tutelare la salute dei dipendenti prima ancora di individuare eventuali responsabilità. E questo è il senso dell'intervento del dottor Carmelo Di Noto, direttore sanitario di SMA Service, agenzia di servizi per la medicina aziendale operativa nel Bellunese in Veneto, che richiama l'attenzione sugli obblighi previsti dalla normativa per chi lavora in condizioni ambientali critiche, soprattutto all'aperto in presenza di microclimi severi. Il riferimento è alla morte improvvisa di Pietro Zantonini, 55 anni, colto da malore mentre prestava servizio in un cantiere olimpico a Cortina d'Ampezzo. Un episodio per il quale la Procura ha disposto l'autopsia con l'obiettivo di chiarire se il decesso sia stato causato da un infarto e se le condizioni di esposizione al freddo possano aver inciso sull'evento. L'approfondimento del Gazzettino di Belluno vi aspetta a pagina 3. Ma rimaniamo sul Gazzettino di Belluno e passiamo ai richiami presenti sulla prima pagina. Ovviamente titolo a piena pagina è riferito al dramma avvenuto a Cortina d'Ampezzo, vigilante morto, attesa per l'autopsia. L'approfondimento appunto di Tormen lo troverete a pagina 3. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno la foto di copertina è dedicata all'imprenditore Sergio Maccagnan. Addio al regista Sergio Maccagnan, impegnato nel calcio e anche per il Palio di Feltre. Sergio Maccagnan è mancato nella notte tra sabato e domenica. L'approfondimento di Mammani a pagina 6. Damiano Tormen firma l'articolo a pagina 2. Alle urne Manusci, io candidata, non si esclude nulla per ora. Non si sa ancora quale sarà la data delle urne per le elezioni provinciali, ma intanto le truppe cominciano a prendere posizione. Da una parte il centrodestra con Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, che sembrano convinti di appoggiare il presidente uscente Roberto Padrin per un eventuale
terzo mandato. Dall'altra parte la galassia del centro-sinistra in testa al PD, che potrebbe proporre Cindy Manusci. Fatti di cronaca, ferito dopo un volo di 80 metri dalla cascata di ghiaccio, freddo intenso, tempo ideale per gli appassionati di arrampicata su ghiaccio, ma non sempre passione e meteo bastano per scongiurare incidenti. Ne sa qualcosa il 36enne austriaco che ieri verso le 10.30 è volato ancora prima di affrontare una cascata. La centrale del 118 è stata contattata dal compagno dell'alpinista che era caduto in Val di Garessa Canale. I due stavano preparandosi a salire ed erano alla base della cascata 3x3. Proprio durante la fase di preparazione era scivolato ruzzolando per un'ottantina di metri tra le balze gelate. È stato trasferito con falco all'ospedale di Treviso. L'approfondimento di Fontanive a pagina 7. San Nicolò di Comelico, Laura lascia Roma, restaura la casa dei nonni e diventa manager del turismo, un cane, 2 gatti, 15 bimbi e 300 compaesani. Questo c'è nella quotidianità della 23enne Laura Bertani, che ha scelto di lasciare i ritmi frenetici di Roma per trasferirsi da sola a San Nicolò nella casa dei nonni, dove prima di Natale ha aperto una locazione turistica, insegnando al contempo nella scuola materna. L'approfondimento di Fontanive a pagina 8, e per chi si sta guardando da Facebook o YouTube, un primo piano appunto di Laura Bertani. Sport, Dolomiti, un gol al 95esimo evita la sconfitta a Novara, punto fondamentale in ottica salvezza, sabato debutto a Feltre. Ci sono snodi lungo una stagione che possono valere molto e segnare il crinale tra salvezza e retrocessione. Il punto guadagnato ieri dalla Dolomiti Bellunesi a Novara vale moltissimo, e non solo perché è arrivato contro una diretta concorrente della lotta per la permanenza in Serie C, ma anche perché è maturato a tempo più che scaduto contro una formazione che aveva mostrato di potersi guadagnare il successo. Il pari porta la firma e la testa di Saccani e conferma che i dolomitici non muoiono mai, ma sono in grado di rimanere dentro la partita fino al fischio finale. E adesso è tutto apparecchiato per il debutto davvero casalingo dopo l'esilio. A Fontana Fredda sabato prossimo il match contro il Lecco si giocherà allo Zugni Tauro di Feltre, visto che l'impianto è finalmente pronto per la Serie C. L'unico neo non ci potrà essere mister Bonatti, che ieri a Novara è stato espulso per proteste. L'approfondimento di Lazzarin da pagina 12 a pagina 13. Ancora sport, pallavolo a Mantova, netto 3-0 per il Belluno e Reggio Emilia lascia un punticino. Adesso il Belluno Volley fa paura, fa suo anche il secondo big match da inizio 2026, schianta con un netto 3-0 il quotato Mantova e soprattutto Rosicchia un punticino la capolista Reggio Emilia. Miracolosa rimonta nel terzo set da 21-24 a 26-24. L'approfondimento sempre di Lazzarin da pagina 22 a pagina 23. Ancora sport, sulla prima pagina del Gazzettino di Belluno, la coppia d'oro Michele Boscacci, Alba De Silvestro vince lo scudetto dello sci alpinismo. L'articolo firmato da Tavosanis vi aspetta a pagina 21. Hockey, sfuma il sogno dell'Alleghe, la Coppa Italia è del Caldaro, Collavino firma l'articolo a pagina 11. E ancora sport dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, calcio, Cavarzano e Alpago iniziano il 2026 con vittorie autorevoli. I giallorossi continuano il sogno, il successo sul Falme che mantiene i bellunesi in vetta in eccellenza. Corrono i gialloverdi in promozione. L'approfondimento a pagina 14. Dal Gazzettino di Belluno passiamo alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso ovviamente la notizia in primo piano ci porta sempre a Cortina. Questo è il titolo del Corriere. Cortina, dubbi sui soccorsi, i rilievi dei colleghi che hanno dato l'allarme l'hanno steso al freddo sul piazzale, poi battute e risate mentre lui era appena morto. L'USL numero 1 avvia verifiche sull'intervento ai cantieri olimpici per salvare il vigilante Pietro Zantonini. L'USL 1 avvia verifiche interne sulle modalità di soccorso fornite al vigilante Pietro Zantonini, morto la notte dell'8 gennaio fuori dallo stadio di Cortina. Dalla chiamata dei colleghi della vittima al 118 di Pieve e di Cadore fino al decesso dell'uomo, l'USL 1 ha avviato verifiche in merito alla questione. Il commento dell'azienda in relazione all'intervento dell'ambulanza giunta dal padiglione Putti, gruppo GVM. Lo Spisal, lavoro notturno possibile ma solo in certe condizioni. L'approfondimento di Michele Dalmas da pagina 2 a pagina 3. Rimaniamo a Cortina, altro richiamo sulla prima pagina del Corriere delle Alpi, tentato femminicidio, la moglie voleva il divorzio. Potrebbe essere questa la causa che ha scatenato la furia del marito, il cane ha svegliato il figlio che è poi intervenuto. L'approfondimento di Cristina Contento a pagina 16.
Un libro dopo il tumore, Antonella Fabbri, sono grata alla vita. Ferigo firma questo articolo che troverete a pagina 17. E ancora Igne di Longarone, auto in fiamme, il proprietario trovato morto sotto il ponte. Gli inquirenti ipotizzano un gesto estremo, ma è possibile che siano effettuati accertamenti sul cadavere. L'approfondimento a pagina 16. E ancora controanalisi degli operatori del Colle alle tesi di Schilin e Comune, Nevegal no agli impianti chiusi. La sostenibilità economica del Nevegal non può essere valutata solo su base aziendale. Gli impianti creano economia indotto e chiuderli provoca danni. Gli operatori del Colle prendono posizione. L'approfondimento di Alessia Forzin a pagina 20. E il Corriere delle Alpi ci ricorda che mancano 25 giorni ai Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026. La foto di copertina del Corriere delle Alpi invece è dedicata allo sport. Che cuore Dolomiti, il pari al Novara arriva al 95esimo, l'articolo a firma di Dapoian da pagina 26 a pagina 27 e ancora altri richiami identici a quelli che abbiamo trovato anche sulla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Hockey, sfuma il sogno Coppa Italia, l'Alleghe cede al Caldaro, l'articolo di Gaz a pagina 42. Bazooka a pagina 34 a 35 firma questo articolo dedicato alla pallavolo di Serie 3, vittoria facile in 3 set, Super Belluno a Mantova. Ancora Olimpiadi, l'industria veneta in pista, il 70% degli atleti griffato Sport System, l'approfondimento nell'inserto Nord-Est Economia da pagina 2 a pagina 3. E ancora all'Amido, l'occhiale del futuro, i bellunesi è il luogo degli affari, l'articolo di Vietina da pagina 18 a pagina 19. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.